Seconda corsa, confronto per femmine di 3 anni. Sono in 11 alla via. 1 Giselle Ors, Antonio Di Nardo, 2 Gitana Bar, Pietro Gubellini, 5 Giada Winner, Andrea Farolfi, 6 Guinea, Francesco Vierzì. Seconda fila, 7 Gina Lux, Riccardo Pezzattini, 8 Glory and Gold, Salvatore Valentino. 10 Gandia Fior, Francesco Facci, 11 Glogiugia Cav, 12 Godiva Sat, 13 Gioia Ban, 14 Gwenda Leon. Autostart che prende velocità. Problemi per Giselle Ors, sbaglia Giada Winner al comando. Numero Gitana 5, Bar Giada al Winner, suo esterno squalificato. c'è Guinea, in corda filtra bene Gina Lux che precede Gandia Fior, galoppa anche Gitana Bar. Numero 2, Gitana Sfilza di rotture Bar, sulla prima curva squalificato. con Gina Lux che ha preso la testa dal 7, ripiega in seconda posizione Guinea, la terza è appannaggio di Gandia Fior, poi il 14 di Gwenda Leon, ancora in corda Glory and Gold Ari, poi gli altri. Se ne vanno i primi 400 in 33-1 con Riccardo Pezzattini che ha ridotto drasticamente il ritmo. Ha spostato all'esterno con decisione Gandia Fior Numero che prova a 11, dare il Gloria parziale e Giugia trova Cav, terreno fertile, squalificato. passa a condurre dopo 600 metri in 50,5. Passaggio avanti alle tribune con Gandia Fior al comando nei confronti di Gina Lux, terza posizione in corda per Guinea, avanza all'esterno Gwenda Leon che si trascina, Godiva Sat, poi ancora Gioia Ban, quindi Giselle Ors ricongiuntasi in coda. Si viaggia sul piede dell'1,23 al chilometro, ritmo blandissimo in questa prima parte di gara. La leader Gandia Fior inizia ad accelerare in progressione, chilometro in 1,22,4. All'esterno Gwenda Leon, in corda sempre Gina Lux che fa le braccia a Riccardo Pezzattini, va in seconda pariglia Guinea, mentre in terza ruota si lancia Gioia Ban a 400 dalla conclusione, una frazione in 15,2 sulla retta di là. In vantaggio Gandia Fior nei confronti di Gina Lux in corda, Gioia Ban protesa in quarta corsia all'esterno di Guinea che progredisce in mezzo alla pista. All'ingresso della dirittura d'arrivo Gandia Fior in vantaggio, Gina Lux nella sua scia, a centropista Gioia Ban insieme a Guinea, Gandia Fior in vantaggio, prova a staccare da Guinea e Gioia Ban, Gandia Fior nel finale stacca e vince nei confronti di Guinea. Al terzo posto ancora Gioia Ban. 30,5 ad arrivare, 1,19,6 ragguaglio cronometrico per il successo di Gandia Fior. Francesco Facci per Cristian Rizzo, colori della scuderia Union Perfect. Bel successo per la figlia di Nada Sheba e Zaira del Nord, un bel modello che si impone al quarto tentativo in carriera, trova la sua prima vittoria. Al secondo corre bene Guinea, mentre per il terzo posto, a largo di tutti, finisce Gioia Ban.